Appassionati di futsal, buonasera e benvenuti al Pala to Live per assistere insieme alla 19ª giornata del campionato di Serie A. In campo questa sera Cyber Telaniene, che attaccherà dalla vostra destra alla sinistra in completo interamente giallo. Dall'altra parte, da sinistra verso destra, la Kame Dosson in un completo blu e azzurro. Sul pallone Ugherani inizierà la Kame Dosson. Subito con il possesso fischia l'arbitro. Comincia ora la 19ª giornata per Cyber Telaniene e Kame Dosson. Subito la pressione fortissima dell'Aniene, che dopo le recenti vittorie delle parti basse è obbligata a mantenere la scia e vincere anche oggi. Possesso Kame ora con Murilo. Numero 21 allarga di nuovo verso un suo compagno. Il pallone di ritorno, ottima la chiusura di taloni. Giao Team ora può iniziare l'azione, la Cyber Telaniene. Pallone che arriva a Sanna. Anas di prima un po' impreciso, leggermente. Non può arrivarci taloni, che non fa nemmeno nulla per andare a inseguire il pallone. Era il numero 17 Igor. Perde il pallone la Kame Dosson, la recupera Mazzoni, che serve prima Sanna e poi Anas, che ora è in difficoltà ma viene messo giù. C'è il primo fallo della gara. Anas è già battuto per taloni. Rimessa laterale assegnata alla squadra padrone di casa. C'è taloni sul punto di battuta. Vediamo se chiamerà uno schema la squadra di mister Micheli. Sempre Capitan Taloni, un'occhiata dentro. Movimento fuori area, la palla alta per Sanna. Una gran botta, il tiro però termina alto. Riprende l'azione della Kame Dosson, subito la profondità, fermata da Mazzoni. Ora Anas, il fallo è il suo, forse no, il pallone è uscito, scusate. Mi è rimessa laterale per la Kame Dosson, battuta in questo istante. Murilo. Indietro verso il proprio portiere Pietrangelo, il lancio lungo, lo stop così e così. Igiapa. Rischia Daniele ma riesce a uscire dalla pressione ora con Mazzoni. Cerca Anas sull'out di destra, gioco di gambe di Anas, raddoppiato, perde il pallone. Parte in contropiede ora la Kame Dosson con Schiochet. Pallone di ritorno potentissimo, non riesce a stopparlo, riparte Anas in mezzo a tre. E anche quando arriva il quarto perde il pallone ma si rifionda subito in pressione. Ma la Kame Dosson è brava a mantenere il possesso. Anas ruba il pallone, può partire, si accentra ma il pallone non esce tra le braccia di Pietrangelo. Rimessa già battuta. La palla alta, non può arrivarci nessuno della Kame Dosson. Mazzoni all'indietro per Giao Team, non può arrivarci Sanna. Conclusione, passaggio di Giao Team impreciso. Parte la Kame Dosson, bastisce ora l'azione offensiva. La chiusura di Anas. Giapa punta Mazzoni, pallone all'indietro per Grippi. Ora siamo dall'altra parte, ottima giocata
Taloni la stoppa, poi però si dimenticano il pallone i giocatori gialloneri. Momento molto confuso del match. Ora Taloni mette pace, parte, resiste alla carica, ancora Taloni. La gran botta di punta del capitano della Saibert Laniene. Ha trovato però l'ottima risposta del portiere Pietrangelo, si è disteso e ha messo la palla in calcio d'angolo. Sulla battuta c'è Mazzoni, movimento di Taloni. La palla è forte al centro, non la può prendere nessuno. Si riprenderà quindi con una rimessa laterale per la Camedosson. Camedosson sale ora sfruttando il pivot. Ancora possesso della squadra ospite. Qui il direttore di gara ha sanzionato il fallo a Vinicius Mazzoni, ma la partita già è ripresa. C'è ancora la Camedosson nella metà campo giallo-nera. Arriva il raddoppio di Anas, deciso e determinato a conquistare il pallone. Ottiene così una rimessa laterale e la Saibert Laniene può respirare. Batte Taloni, palla altissima a cercare Sanna, la mette giù, ma poi il pallone esce. Ha provato a tenere giù un pallone difficilissimo Rafael Sanna, ci è riuscito a metà. Schiocchet. Sanna bravo a difendere questo pallone. Il dribbling di Igor. Attenzione, Mazzoni si allunga per cercare di prendere il pallone. In questi primi minuti di gioco abbiamo visto subito una grande intensità da parte di entrambe le squadre. Sanna rischia, perde il possesso, c'è Igor, lancio sempre verso il pivot, il pallone però ritorna proprio al numero 17. Pallone giocato sull'out di destra, ancora Grippi, ferma tutto Anas. Contropiede però che non si materializza, poi il palo colpito dalla Camedosson. Una fiammata improvvisa. 1-2, Taloni attentissimo. Si è accesa di colpo con una giocata della Camedosson che ha colpito il palo e ora martella la porta di Giao Team. Questa volta però il tiro finisce alto e la squadra di Mister Micheli può tirare un sospiro di sollievo quando entra in campo anche Edu Villalba, talento cristallino argentino. Posta sempre la Camedosson, si lotta a centrocampo, pallone che arriva a Igor, la rigestisce dall'altra parte. Ancora pallone che esce, va in pressione Mazzoni. Anas di nuovo intercetta e parte, supera un avversario, il pallone rimane dentro, cerca Sanna. Provvidenziale la deviazione di Grippi che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Batte Anas, pallone forte in mezzo, ancora calcio d'angolo. Non si fa sorprendere la Camedosson. Anas questa volta per Sanna che tira di prima. Pallone rimbalza ma Pietrangelo lo può bloccare con estrema facilità. Fatto il suo ingresso nella partita anche Angelo Schinina.
mentre Edo Villalba inizia l'azione giallonera con questo lancio a cercare Sanna, la prende Igor di testa, Grippi, pallone alto, la prende Schirinà, parte Anas, la grande velocità di Anas, c'è Sanna sul secondo palo, il pallone è per lui, ma là colpisce Grippi e poi Pietrangelo che lancia nel vuoto. Villalba sul punto di battuta, entra adesso Alemao al posto di Anas, molto ispirato, lancione di Villalba, Pietrangelo 1-2, l'ingresso di Bertoni, Schirinà ci mette il piede, Saibert Laniene che ha conquistato un fallo ai danni di Schirinà. Ora Villalba, Alemao, non c'è un attimo di tregua, Schirinà centrale per Villalba, ancora la giocata a muro, cresce ora il possesso della Saibert Laniene, sempre Villalba, sfida un avversario, prova un gioco di gambe, imposta Alemao, Schirinà con la punta per Sanna, spalla alla porta, Schirinà e arriva Villalba, si era liberato Schirinà sulla destra, Villalba ci ha ingannato anche a noi con la sua finta, sembrava poter passare il pallone al suo compagno, invece ha calciato con il destro, il pallone però si è spento sul fondo. Ora Pietrangelo inizia l'azione, suona la sirena al Palatuliv, forse c'è un errore. Problemi tecnici tra i direttori di gara. Ripristinato il numero corretto del tempo trascorso sul tabellone. Adesso manca solo l'ok da parte degli arbitri per ricominciare la partita. Nel frattempo le squadre hanno approfittato di questa mini pausa per parlare un po' e organizzarsi. Ora però concentriamoci sul parquet perché c'è subito la Camedosson in avanti. Villalba capisce tutto e mette il pallone in calcio d'angolo. L'ingresso di Ugherani per la Camedosson ha messo in difficoltà un po' la Saibert Laniene, che ha colto impreparata in quella transizione offensiva. Per fortuna Villalba ha capito le intenzioni degli avversari. Ora Schirinà porta palla centralmente, suggerimento per Sanna, di prima per Villalba, esce Pietrangelo, buona azione della Saibert Laniene. Ora di nuovo con Sanna, ha provato ma il pallone l'ha quasi strusciato. Juanfran nel frattempo, Ugherani cambia tutto a cercare Bertoni, l'appoggia con tranquillità alle sue spalle. Ora Ugherani cerca Belsito, allarga di prima, bellissima azione della Camedosson, tutta di prima, il pallone però termina alto sopra la traversa. Ora Jautim inizia l'azione a cercare il mancino di Schirinà, per un altro mancino, quello di Villalba, ingresso anche di Lorenzo Cullani. Non è più una novità in questa squadra, il giovanissimo classe 2003 tocca il suo primo pallone, lo fa proteggendo bene. Ora Edo Villalba
impegno Gherani, rientra sul destro, poi sul sinistro, riesce a passare Villalba, il tiro sul secondo palo, in realtà finisce in fallo laterale. Ottima giocata di Villalba, forse cercava un compagno che non è salito. Fatto sta che si ricomincia con una rimessa laterale, batte Bertoni a cercare il proprio portiere. 12:33 alla fine di questo bellissimo primo tempo, ancora a secco di gol ma di certo non di emozioni. Alemao tra le righe riesce a passarla a Cullani, c'è Villalba sul secondo palo, Cullani non fa in tempo per la grande pressione di Ugherani che ha messo pallone sulla rimessa laterale. Schinina per Villalba, calcia di prima, tiro potentissimo, trova però la doppia deviazione della pseudo barriera della Camedosson e poi l'Aniene sciupa tutto su questa occasione. Rimessa laterale per la Camedosson, sul punto di battuta Ugherani. Bertoni lascia scorrere, sale la squadra ospite, bel sito, cerca Ugherani, impegna Villalba, il pallone però nel nulla lo prende Alemao. Cresce il ritmo della partita, il pallone arriva a Villalba, ancora un gioco, tiene il pallone, poi Ugherani attentissimo. Villalba all'indietro per Alemao, poggio di Schinina, pallone rischioso, lo capisce Ugherani. Juanfran per Bertoni, in mezzo a due ha provato a fare un miracolo, il pallone arriva a Villalba, 1 contro 1, Villalba va sul mancino, ostacolato e messo giù da Ugherani che si becca anche il cartellino giallo, primo ammonito della gara quando mancano 11 minuti e 38 secondi. Ugherani ha commesso un fallo da dietro, una scivolata punita con il cartellino giallo, ricordiamo. Nel frattempo time out chiamato da Mauro Micheli. Time out è chiamato da Mauro Micheli per sbrogliare questo calcio di punizione. Vediamo cosa si sono detti in questo minuto tecnico. Sanna Alemao sul punto di battuta, vediamo chi calcerà in porta. Fischio dell'arbitro, Sanna va via, parte Alemao per Schinina di prima, il pallone finisce alto. Niente da fare quindi per la Saibert Daniene. Pietrangelo. Spalla alla porta, pallone allargato per Belsito che calcia colpendo Sanna. Ora Schinina può partire in mezzo a due, cede il pallone a Villalba. Ricomincia però il giocatore argentino. Ora Alemao, Schinina. Pallone passa tra le gambe di Sanna, sbatte su Juanfran, finisce in rimessa laterale. Schinina ferma il pallone, c'è Alemao fuori area.
Ottimo pallone per Sanna che spalla alla porta, continua a tenere vivo il pallone, poi sbaglia Schininà, riparte per un primo momento Juanfran, ma poi anche lui litiga con il pallone. E ora c'è Villalba in possesso palla, all'indietro per Alemao. Schininà subito per Villalba, raddoppiato, perde il pallone, ne approfitta la Kame, supera Schininà, ma arriva Jautim, mette il punto esclamativo su questo intervento e butta il pallone più lontano che può. Bertoni cerca Igor, ancora Bertoni a giocare palla centralmente. Ora possesso, ora intenso della Kame Dawson, sbaglia Igor, la prende Sanna, poi Schininà, ancora Sanna, calcia in porta, un tiro violentissimo. L'arbitro assegna il calcio d'angolo. Parte Schininà, all'indietro per Sanna, la finta di Sanna, Schininà lunga per Alemao, si riorganizza però la difesa della Kame. Poi su questo contrasto Villalba perde il pallone. Guadagna la rimessa laterale la Kame Dawson su questo lancio di Pietrangelo. L'ultimo tocco è stato di Angelo Schininà. 10 minuti alla fine di questo primo tempo, metà esatta. Igor, Schininà va giù, forse c'è stato un contatto con un avversario. Sembra rialzarsi, seppur con delle smorfie di dolore sul viso. Ora va al cambio. Al suo posto entra Mazzoni. Villalba resiste alla carica e conquista il fallo. Fallo fischiato forse con qualche secondo di ritardo. Molti si aspettavano già dal primo contatto il fischio. Magari ha lasciato correre per un potenziale vantaggio. Batte Villalba per Mazzoni. Anas, errore di Mazzoni. Si salva però dando palla a Jautim. Ora il lancio, l'appoggio di Villalba, ottimo stop di petto, prova a girarsi, il pallone che passa, ma Sanna non ha capito le intenzioni del compagno. Pallone che sfuma quindi nel fallo laterale. Esce bene la Kame Dawson. Daniele però continua la pressione. Villalba conquista, Sanna gestisce, Mazzoni allarga, ora Anas per Villalba, può inventare da lì con il mancino Villalba, la nasconde e calcia con grande rapidità, trova la parata di Pietrangelo. Ora a calcio d'angolo la palla dentro e la traversa, colpita da Rafael Sanna. Traversa davvero con una traiettoria beffarda, un tiro praticamente di coscia. Ora Mazzoni conquista ancora il pallone, Villalba, di nuovo il numero di Villalba, non supera però il secondo, arriva Anas, Villalba di nuovo intercetta, Anas la può gestire facilmente per Mazzoni. Villalba, controllo impreciso, parte la Kame Dawson con Igor, organizza bene la manovra. Ora Azzoni prova a calciare, ci mette il piede Sanna. Ritmi veramente altissimi in questa partita, non c'è un attimo di tregua. Tiro di Igor, deviazione in calcio d'angolo.
guadagna metri la Kame Dawson. Mazzoni va sul punto di battuta. Vediamo come sfrutterà questa occasione la Kame Dawson, colpendo il secondo palo, sempre lo stesso, quello alla destra di Joao Tim. C'è stata una deviazione però, quindi è rimessa laterale, già battuta. Conquista il pallone Mazzoni, numero di Mazzoni, e poi grandissima parata di Pietrangelo. Ha provato l'azione solitaria Mazzoni, vicinissimo al gol, il numero 35 giallo-nero. Medici, palla alta, ci arriva con fatica Taloni, che non può far altro che accompagnare il pallone in rimessa dal fondo. Batte adesso Pietrangelo. Medici in un primo momento sembrava aver recuperato il pallone, poi il lancio finisce nelle mani di Tim, che cerca subito Medici. Controllo così e così, conquista il pallone la Kame Dawson. Anas, la fucilata di Mazzoni. Medici si è dovuto impegnare moltissimo, ma non ha evitato la rimessa laterale. 7 minuti e 32 secondi alla fine intanto del primo tempo. Sempre la Kame Dawson in possesso palla. Adesso occupa la metà campo giallonera. Schiocche cerca il pivot che colpisce la traversa. Terzo legno colpito dalla Kame Dawson, e adesso sta sforzando la mano per cercare il gol del vantaggio, ma Anas riparte, cerca Taloni, ha spazio Taloni, prova la suolata ma non passa. Si arrabbia un po' il pubblico del Palatuliv perché al centro c'era Mazzoni praticamente da solo. Ora però Taloni, palla alta a cercare Sanna, non può arrivarci il numero 29, che però applaude le intenzioni del compagno, del proprio capitano. Rimessa laterale della Kame Dawson, si appoggia al proprio portiere, lancio buono, teso, ma non riesce a tenerlo giù Gherani. Anas, pallone alto, Sana lo mette giù, il suggerimento per Taloni. Anas tiene il pallone, ottima giocata di Anas, mette giù l'avversario. Rimessa laterale ancora per la Saibert Laniene. Taloni, Mazzoni, la botta potentissima, finisce alta ma non di moltissimo. Pietrangelo, Schiocche, solida giocata. Adesso si infuria la panchina della Kame Dawson per questo contatto a centrocampo. Tutto regolare però per l'arbitro. Poi fallo fischiato a Igor. Quarto fallo commesso dalla Kame Dawson quando mancano 6 minuti e 23 secondi. Batte Mazzoni a cercare Anas. Pallone alta, si spegne sul fondo l'azione della Saibert Laniene.
La giocata, capisce tutto Anas. Può andare in mezzo a due, azione molto confusa. Sanna la mette in fallo laterale, c'è tanta confusione in campo, cresce la tensione. Mentre mister Silvio Rocha chiama il suo timeout. Riprendiamo dopo il timeout chiamato da Silvio Rocha. C'è un calcio di punizione potenzialmente pericoloso, no, scusate, una rimessa laterale potenzialmente pericolosa per la Kame Dawson. Grippi sul punto di battuta, Igor già pronto a far partire la botta, il pallone però arriva centrale. Il tiro di Vieira e la parata di Jautim che adesso però colpisce la copertura. 5 minuti e 48 secondi ci separano dal duplice fischio. Pallone che arriva, Mazzoni con l'esperienza lo lascia lì. Anas, Taloni all'indietro per Sanna, ancora Anas, prova un gioco di gambe, il pallone arriva a Sanna, resiste alla carica, poi lancia praticamente Schiochet, il suggerimento per il compagno e poi Tim compie un mezzo miracolo allontanando il pallone in scivolata. Vicinissimo al vantaggio la Kame Dawson, che negli ultimi minuti sta spingendo in maniera molto importante per trovare la via del gol dell'1-0. La rete che deve ancora sbloccare l'incontro. Ora calcio d'angolo guadagnato sempre dalla Kame Dawson. Pallone fuori, il tiro che però termina alto. Alemao per Schirina, ci arriva Sanna in mezzo a due, guadagna anche la rimessa laterale, ottiene il massimo Sanna da questa situazione. Alemao cerca Schirina, Anas cambia gioco per Sanna, fallo commesso da Schioche, è il quinto commesso dalla Kame Dawson. Ora la Saibert Laniene avrà 5 minuti per ottenere un tiro libero. Sanna Alemao sempre sul punto di battuta.
Parquet asciugato, fischia l'arbitro, parte Alemao direttamente in porta, pallone ha girato ma Pietrangelo ha risposto presente. Intanto suona erroneamente di nuovo la sirena. Rapporto molto conflittuale con il tabellone questa sera al Palatuliv. Pallone dentro di Alemao, esce la Camedosson. Siamo già in avanti, Anas in pressione, intervento pulito. Poi il lancio. Adesso ogni decisione arbitrale scatena un'infinità di polemiche. Sanna la mette giù, solo rimessa laterale, abbiamo sentito un brutto rumore. Schirina, Alemao, Anas, gioco di gambe di Anas che supera due avversari, poi non riesce a ritornare su che prova il tiro, esce di pochissimo. Anas, Schirina, pallone passa per Alemao, non riesce però a stopparlo. Suggerimento di Schirina forse troppo potente. Rimessa laterale della squadra ospite. Pietrangelo per Vieira. Per un attimo Joachim sembrava in difficoltà. Ora Anas, Alemao, Schirina, filtrante per Anas, colpisce praticamente ogni cosa Pietrangelo. Il pallone però va in rimessa laterale. 4 minuti e 5 secondi alla fine. Villalba prova a passare, guadagna però una rimessa laterale. Sono tutti lontani i compagni ad eccezione di Alemao che riceve il pallone. Schirina di prima, ancora a cercare il numero 11 giallo-nero. Villalba la mette dentro, poi Schirina. La rimessa laterale però è per la Camedosson, nonostante Schirina l'abbia probabilmente fatta sua. Ora ancora Vieira, si gira, ottimo suggerimento per Schioché. In mezzo, la palla passa, Schirina, si salva l'Aniene con Alemao che adesso riparte. Schirina forza la giocata cercando sul secondo palo Villalba, riparte ancora in transizione la Camedosson. Poi arriva la spinta e l'inevitabile cartellino giallo per Angelo Schirina. Commesso questo fallo intenzionale, una spinta da dietro. E l'Aniene spende il suo secondo fallo della partita. Ricordiamo che la Camedosson ne ha già commessi 5, quindi c'è lo spettro del tiro libero sulla porta di Pietrangelo. 3 minuti e 31 secondi. Intanto c'è una punizione molto interessante all'interno del cerchio di centrocampo. Può sfruttarla la Camedosson, la lunga rincorsa. Pallone giocato corto per Igor. Pallone poi gestito così e così proprio da Igor. Ora può andare Schirina. Passaggio corto per Alemao. C'è Villalba dalla parte opposta. Di nuovo servito Villalba, può andare, la sua velocità. Prova la conclusione con il destro e ottiene un calcio d'angolo. Schirina, palla alta per Anas, la mette giù, prova la botta direttamente in porta. Pallone che esce, rimessa dal fondo per la Camedosson. Attenzione, la pressione di Anas mette in difficoltà Grippi, tanto da concedere una rimessa laterale potenzialmente pericolosa alla squadra di Mauro Micheli. Sta andando Alemao sul punto di battuta. Anas lascia scorrere per Schirina che non trova lo specchio della porta. Ancora un tiro alto
Bertoni la tiene dentro, ora lotta con Anas, Chilena sottrae, in mezzo a due Anas, la cede a Villalba, scavetto, capisce tutto Igor, poi riparte Grippi, Bertoni la lascia scorrere pensando di farla arrivare al suo compagno. Schininà per Anas, ottima giocata dell'Aniene tutta di prima, arriva Villalba, punta Bertoni, la nasconde, ricomincia da Alemao, ancora di prima l'Aniene, ottimo possesso. Villalba giocano tra le righe, ora Schininà viene messo giù e l'arbitro fischia il tiro libero. Si accende improvvisamente la partita con la prima grande occasione per la Saibert Laniene, con il tiro libero concesso a 2 minuti e 25 secondi dalla fine su questo fallo ai danni di Angelo Schininà. Entra Sanna apposta per battere questo tiro libero. Fischio dell'arbitro. Parte Sanna, la parata di Pietrangelo, poi sfuma l'occasione con Sanna che è costretto a ricominciare. Schininà col tacco per Sanna, ancora Schininà, Sanna riesce a girarsi, poi scivola al momento della conclusione ma ottiene comunque una rimessa laterale. Va Schininà, pallone dentro, c'è ancora una deviazione, se abbiamo visto bene, di Igor. Villalba dentro, colpisce Bertoni, ancora una volta il numero 15 si oppone alla conclusione di Edu Villalba. Calcio d'angolo già battuto, Alemao può calciare, la gran botta di Alemao, la palla rimane lì, Schininà poi manca l'ultimo tocco a 1 metro dalla linea di porta. Ora di nuovo Villalba, lascia lì l'avversario, si gira col mancino e Pietrangelo ancora una volta nega la gioia del gol a Villalba. 1 minuto e 43 al termine. Palla alta, Alemao la gioca per Sanna, ancora Alemao, Villalba punta Bertoni, scavetto a cambiare gioco per Schininà, poi Sanna ci mette una pezza però Igor e ora può distendersi la Kame Dawson con Bertoni, gestisce ora il pallone con calma. Siamo già dall'altra parte, ancora Igor porta palla centralmente, Vieira la tocca per Bertoni, Igor in mezzo, Schininà capisce tutto, poi in mezzo a due, il pallone però arriva a Vieira che calcia malamente, il pallone finisce fuori. Siamo entrati nell'ultimo minuto effettivo di gioco. Ora Villalba nella propria metà campo tenta una giocata, poi cede il pallone ad Alemao. Ora Schininà, Alemao cambia tutto di nuovo per Villalba, gioco di gambe rischioso, bel sito e poi Schininà spazza via. 37 secondi, si dispera Edu Villalba, provato la giocata, ha rischiato ma per fortuna della Saibert Laniene c'era Schininà a difendere sull'azione di Belsito. Pietrangelo, lancio lungo e teso, la palla alta, Alemao si impegna e guadagna una rimessa laterale sul tocco di Ugherani. Jotim, anche lui prova una giocata verso il pivot. Alemao, 23 secondi. Schininà, tunnel, parte Schininà, un 3 contro 2, Villalba prova il tiro, Edu Villalba e trova
Una bellissima rete che vale il vantaggio giallo-nero. Tutto partito da una giocata di Skinina che ha servito il compagno con la maglia numero 11 che ha trafitto Pietrangelo. Transizione guidata in maniera impeccabile dalla Saibert Laniene a 15 secondi dalla fine del primo tempo. Trova la rete del vantaggio. Ora la Kame si riverserà con il portiere di movimento in questi ultimi istanti di gioco. Pallone che passa, Schioche, la prende Tim, poi il tiro di Tim. La palla rimane lì, ancora viva, centrocampo, non c'è più tempo però, perché suona adesso la sirena. La Saibert Laniene conduce per 1-0 questo bellissimo primo tempo. Noi ci risentiamo tra qualche minuto per goderci lo spettacolo di questa bellissima giornata di campionato tra Saibert Laniene e Kame Dosson.
Bentornati amici appassionati di futsal, pronti a vivere e a commentare insieme il secondo tempo della sfida tra Saibert Laniene e Kame Dawson. Fischia dell'arbitro, arriva il calcio d'inizio della ripresa. Ora subito Sanna aggredito. Igor. Decisivi i primi istanti di gioco. La Saibert Laniene dovrà difendere questo risultato acquisito a 15 secondi dalla fine del primo tempo e la Kame Dawson invece dovrà aggredire, come abbiamo visto già dall'inizio, per ribaltare il risultato. Quindi prepariamoci a vivere 20 minuti di pura passione e tensione qui al Palatuliv di Roma. Anas in mezzo a due, Anas, giocata mostruosa e poi però pecca al momento di servire un compagno. Anas ha fatto qualcosa di veramente mostruoso in mezzo a due, non lo sappiamo nemmeno noi come ha fatto a passare. Sanna la lascia scorrere, la rimessa laterale è della Saibert Laniene. Batte Mazzoni di prima per Sanna, pallone però non trova lo specchio della porta. Batte Pietrangelo, la pressione di Mazzoni viene punita in maniera eccessiva la sua spinta. Già 1-1 il punteggio dei falli commessi. Ora parte Vieira, Mazzoni attento, lo tiene lì. Igor, esce Azzoni, ancora Igor, poi non riesce Vieira a tenere in vita il possesso. Pallone che esce lungo la linea dell'out. Ora Joao Team può iniziare l'azione. La Saibert Laniene con il proprio portiere che lancia a cercare Anas e prova a metterla giù. Era veramente ambizioso il suo tentativo. Pallone che si spegne sul fondo. Kame Dawson che riparte con Igor. Tiene palla ora Sioché. Batte veloce Mazzoni per Sanna e prova l'1-2. Anas. Sanna. Ancora Anas in posizione centrale ad impostare con Taloni. Di prima Mazzoni per Sanna, non può girarsi. Ricomincia allora Mazzoni. Pallone però impreciso. Salita in maniera fortissima la pressione della Kame Dawson che ha costretto a Mazzoni l'errore. Poi qui improvvisamente Sanna si è ritrovato il pallone messo in out dalla difesa della Kame Dawson. Taloni, palla dentro per Mazzoni che spreca una occasione veramente clamorosa. Pallone passato, era molto più facile fare gol da quella posizione. Si dispera il numero 35 giallo-nero, ma non a tempo perché la partita è già ricominciata e deve subito andare in pressione. Ora Sanna in mezzo a due, guadagna il pallone. Inizio veramente come è finito il primo, non c'è un attimo di tregua. Le due squadre stanno lottando su ogni pallone e stanno regalando al pubblico una partita bellissima. Ora sbaglia Igor il controllo, rimessa laterale Saibert Laniene. Sul punto di battuta Taloni, la appoggia Nas, Suolata, la palla passa, non può arrivarci Sanna, la rimessa laterale è per la Kame Dawson.
Anas onnipresente. Taloni all'indietro per Jotim, si sposta la palla con la suola, poi lancia a cercare Mazzoni, anticipato, poi intervento in gioco pericoloso del Capitan Taloni. Secondo fallo commesso dalla squadra di casa. La pressione di San, sembrava poter raggiungere il pallone. Ora Grippi fermato da Mazzoni, che guadagna anche la rimessa laterale. Prova a raggiungere il pallone San, poi Taloni si impegna, il pallone rimane lì. Igor pressato, riesce a girarla per Bertoni. Va Igor, Bertoni ricomincia. Ancora Bertoni. Anas ha provato. Siamo già dall'altra parte. Bel sito. Buona giocata, arriva Anas in scivolata, poi si ferma ma c'è un fallo commesso dalla Saibert Laniene. Bertoni. Palla imbucata a cercare il pivot. Mazzoni ricomincia da Anas. L'imbucata per Villalba, fermato da Belsito, un 2 contro 1. Bertoni, palla troppo larga. Bravissimo Mazzoni a chiudere in scivolata, a metterci una pezza in fallo laterale. Bertoni la lascia lì, 1-2. Gestisce ora per Belsito. I due capitani nel duello sull'out di sinistra, avanza Belsito, palla dentro, Mazzoni recupera. Rimessa laterale sempre per l'Aniene, c'è Anas, fa partire il tiro Anas, fermato da Pietrangelo. E poi rimessa laterale sempre per la Saibert Laniene, c'è Villalba sul punto di battuta. La palla passa e Anas trova la rete del 2-0, esulta come un arciere il numero 3 della Saibert Laniene. 2-0 al Palatuliv, la firma è di Anas. Fischia l'arbitro, ricomincia la partita dopo il vantaggio, il doppio vantaggio firmato da Anas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora Grippi porta palla, impegna Schinina nel duello, arriva Belsito, fa partire il tiro, finisce alto. Tim Alemao cambia tutto, la pressione di Grippi impedisce il passaggio di Schinina, poi Belsito con la testa allontana. Villalba si impegna e tiene vivo il possesso. Poi supera Belsito ma non supera Grippi, guadagna una rimessa laterale. Ora palla alta per Belsito che sposta Villalba ma arriva Jotim fuori dalla propria area di competenza e mette lui il pallone in fallo laterale. In carica della battuta Bertoni. Pallone all'infuori per Grippi, fermato da Villalba.
Ugherani, pallone centrale, Anas a terra, Alemao, Anas, pallonetto di Anas e realizza un gol bellissimo, esplode il Palatuliv, Anas segna la rete del 3-0. Time out chiamato da Silvio Rocia. Inizio di ripresa veramente devastante della Saibert Laniene, che ha trovato con Anas 2 reti, una più bella dell'altra. E adesso Silvio Rocia tirerà un po' le orecchie ai suoi giocatori. Uno 2 micidiale di Anas ha permesso alla Saibert Laniene di portarsi sul 3-0. Manca ancora una vita, lo sa la Saibert Laniene, lo sa soprattutto Silvio Rocia, che ha chiamato il time out. Vedremo adesso la reazione rabbiosa della squadra ospite per cercare di riprendere la partita. Con il portiere di movimento si gioca subito una delle carte di questo sport meraviglioso, con Bertoni che allarga per Ugherani. Aumenta l'intensità ora con Schiocche. Bertoni, serve tanta pazienza sia da una parte che dall'altra per trovare il pertugio giusto. Bertoni lo trova lui, rientra in partita la Kame Dawson quando mancano 13 minuti e 57 secondi. La sassata di Bertoni sotto la traversa trafigge Joachim. Tutta la qualità e l'esperienza di Bertoni. Ora Villalba così e così nel controllo. Vieira può proteggere il pallone dalla pressione di Alemao, non lo fa respirare. Poi sempre Bertoni aspetta l'arrivo dei suoi 5 di movimento, dei suoi 4 scusate, il quinto è lui. Gira ancora il pallone la Kame Dawson, esce ora Villalba. Bertoni finta al tiro, poi ritorna indietro. Vieira raddoppiato, riesce a tornare indietro per Schiocche. Ora Giappa, Vieira scusate. Ancora Bertoni. Ugherani riesce bene la Kame Dawson, tiene ancora palla. Sono momenti di grandissima tensione. Arriva il tiro sul fondo, tira un sospiro di sollievo tutto il Palatuliv. 13, 12 e 20. Infatti c'è un problema con il tabellone ancora una volta.
12:17 alla fine della gara. Alemao, Schirina, ancora Alemao, passa a fatica questo pallone, palla alta, pallone passa, c'è Alemao, esce Pietrangelo, viene però ammonito proprio Alemao, che secondo il direttore di gara ha simulato sull'intervento di Pietrangelo. Ci sentiamo di dire che sicuramente non era fallo, ma forse non era nemmeno simulazione, era semplicemente un intervento sul pallone. Alemao poi è andato necessariamente a terra. Bertoni, Grippi, pallone passa per Vieira, ancora all'indietro per Grippi. Ora fa girare palla in maniera molto veloce la Game Dawson, con Bertoni che sulla riga di porta colpisce la traversa. Ora Tim prova il tiro, la parata di Grippi, che portiere non è, salva la rete. Ora Vieira mette pace, serve proprio Grippi. Bertoni, pallone passa, sbaglia la misura Vieira. Giaudim, Schirina, palla alta, passa per Sanna, è stata una doppia deviazione. Bertoni l'ha toccata, l'ha sporcata e poi il pallone è andato anche sulla testa, ma attenzione perché c'è Vieira solo davanti a Giaudim, vince un contrasto, poi rimane a terra e alla fine il fallo è proprio di Vieira. Batte Schirina, Giaudim per Sanna di prima, pallone impreciso per Schirina che non può prenderlo, consente alla Game Dawson di rischierare ancora il portiere di movimento. Siamo a 10 minuti e 42 secondi alla fine, c'è tanto tempo ancora per vivere insieme questa partita. Ora Grippi, la giocata di Ugherani permette a Grippi di calciare in porta, murato da Sanna. Vieira, ancora la giocata, la prende Tim, Anas si gira, può andare Anas, prova il tiro in porta, esce veramente di pochissimo la conclusione di Anas. Deve necessariamente fare questo ora l'Aniene, stare molto attenta in ogni passaggio della Game Dawson e provare la conclusione verso la porta necessariamente vuota. Ma adesso Anas può impostare l'azione. Sanna, palla alta per Schirina, di prima per Mazzoni che può girarsi, Mazzoni spreca tutto però tirando alto. Occasione questa veramente importante. Ora la pressione di Schirina, conquista il pallone Schirina, lo cede ad Anas, arriva anche Mazzoni a supporto. Ora può tenere palla l'Aniene con Anas, cerca Sanna, ottima la giocata per Mazzoni, prova Mazzoni la giocata però si porta il pallone fuori.
Igor porta palla centralmente, si appoggia a Grippi. Ora vediamo lui ad impostare nella zona centrale all'interno del cerchio di centrocampo. Tanto continuano i problemi al tabellone. Veramente una gara condizionata da questi continui episodi di problemi di natura tecnica con il tabellone. Adesso si è resettato di nuovo, è la quarta volta che succede. Ricomincia la partita, il tabellone che vediamo dalla nostra postazione però non è aggiornato, quindi se non migliora la situazione non potremo aggiornarvi riguardo falli e gol segnati. Siamo comunque sul 3-1. Igor prova la botta, Igor ci mette il piede Joao Tim. Grippi, ancora il numero 20 lascia ora il possesso a Igor. Ora Igor può calciare, la prende Joatim, Sanna si gira, la conclusione in porta. Anche questo però esce di pochissimo, quindi si salva ancora la Camedosson. Questa volta con Sanna il tentativo per fare gol. Ora Pietrangelo lancia lontano, la lascia scorrere Joao Tim. Rinvio a cercare Anas, la mette giù. Anas in mezzo a due, pallone vivo. La tiene ancora, poi Sanna all'indietro per Schinina. Ancora Anas. Gestisce ora Joao Tim. Palla alta dove non ci sono maglie giallonere. Igor, Grippi ancora per Igor. Grippi ora il guizzo, pallone che torna al numero 17. Suolata, il tiro in porta fermato da Nas che poi si avventa sul pallone, ma il possesso rimane ancora della Camedosson. Mazzoni adesso che esulta dopo la pallonata ricevuta. Arriva il cambio dentro Villalba, fuori Sanna. 7 minuti e 6 secondi ci separano dal triplice fischio. Grippi prende palla ora a Belsito, appena entrato al posto di Igor. Gioca ora a Muro Bertoni. Pallone però arriva a Schiocchetto sul secondo palo. Tanti brividi, ma è solo rimessa dal fondo. Ora Joao Tim cercare Mazzoni, però intercettato. L'Alba si fa anticipare da Belsito. Ora parte Bertoni in mezzo a due, mantiene il possesso Belsito. Sciupa una grandissima occasione il capitano della Camedosson. Un po' per la fretta di calciare in porta, un po' di stanchezza dopo lo scatto effettuato. Ora Villalba, Mazzoni, Anas, grande protagonista in questa ripresa. Mazzoni protegge palla per Schinina. Passa
all'indietro, ancora Vieira, Schiocche, bel sito, sale anche Grippi, prende il pallone in questo momento, bel sito, ha spazio centralmente, rigioca ancora verso il numero 20, sale ora Villalba in pressione, passa Bertoni, restituisce il pallone, però rimessa laterale. 6 minuti e 6 secondi alla fine dell'incontro. Igor, Grippi, controllo così e così, è un suggerimento, calcia Mazzoni, traiettoria più vicina alla rimessa laterale che alla porta, rimessa dal fondo però non rientra Pietrangelo, batte proprio Grippi, la batte corta per Igor, attenzione, mette in difficoltà Grippi, ora Joao Tim di testa a cercare una deviazione, non la tocca nessuno, non è gol. Ora però devono ricominciare. Hanno esultato tutti qui al Pala to Live, ma non c'è stata nessuna deviazione sulla rimessa di Joao Tim, di conseguenza si riparte con una rimessa dal fondo. Ora Bertoni, Villalba in scivolata, fa una grande chiusura, poi può partire, pallone arriva a Nas, vince però il duello la Camedosson con Igor e imposta sempre centralmente, Schio che ha spazio, grandissima parata di Joao Tim. Bertoni, Igor, centrale ancora Joao Tim, poi Anas, forse con un po' di leggerezza nel tentare la conclusione in porta. Veramente adesso attimi molto emozionanti, c'è tanta tensione in campo, Villalba sbraccia un po', cade giù Igor. Ugherani lascia il pallone all'indietro per Igor. Grippi ancora per Igor, poi movimento centrale di Ugherani, arriva Grippi a muro. Igor ancora una conclusione e arriva il gol del 3-2 siglato da Vieira, lasciato colpevolmente solo sulla riga di porta. Time out. Adesso è veramente un momento delicatissimo, ci sono 4 minuti e 43 secondi per le speranze delle due squadre. Fischia l'arbitro, 3-2 il punteggio. Anas, una giocata, Sanna va giù, l'arbitro non fischia. Ora Mazzoni sciupa l'occasione.
Adesso ogni cosa è decisiva, ogni passaggio, ogni apertura, ogni contrasto. Igor allarga, ha spazio ora la Game Dawson, può avanzare. Ricomincia l'azione, il piede di Joachim salva l'Aniene. Igor si sbriga a tornare in campo, nella metà campo giallo-nera. Vieira, ancora Igor. Dall'altra parte per Grippi. Igor, controllo così e così, può andare Anas, la palla è diretta in porta, c'è il palo, poi Mazzoni si fionda, ma il pallone esce. Sfortunatissima ora la Saibert Laniene. La palla lentissima, ha colpito il palo. Ora Ugherani. Igor. Grippi. Ancora il pallone, ora difende bassa l'Aniene, ha conquistato i metri. La Game Dawson con Igor all'altezza del tiro libero. Viene ricacciato indietro, poi schiocche per Ugherani. Esce Tim, pallone che arriva a Igor. Grippi, Mazzoni esulta come un gol. 3 minuti e 7 secondi da vivere veramente con il fiato sospeso. Igor. Grippi. Solito giro palla, cercare uno spazio, controlla così e così Vieira. Ora Igor sempre centrale a gestire il possesso. Vieira, questa volta è Sanna. Joachim a terra. Gioco ormai fermo da diversi minuti
sembra ripartire tra qualche istante. Questa volta è buona, si ricomincia a giocare finalmente dopo tanti minuti fermi. Igor subito, alta intensità. Pallone per Schiocche, palla dentro per Ugherani. Esce in rimessa laterale. 2 minuti e 17 secondi. Anas. Sanna allontana a cercare Mazzoni che la tiene in un primo momento. Ma però rinviene Ugherani. Grippi porta palla. Chiudono le linee di passaggio. Ora però Schiocche lasciato solo. Esce Tim. Anas. Pallone fermato da Igor. Ora Grippi. Schiocche. Prova ancora Igor. La parata di Joe Tim. 1 minuto e 34. Gira ancora la Gamedosson con Igor. Sospiro di sollievo, la conclusione di Grippi termina alta. Tutto il Palatolive con il fiato sospeso. Mancano ancora 1 minuto e 17 secondi. Ha manovrato benissimo la Gamedosson per liberare Grippi al tiro. È stato impreciso proprio Grippi che l'ha sparata alta sopra la porta difesa da Jotim. Ora riparte con Sanna, la Saibert Laniene pressato, la mette in fallo laterale, batte velocemente la Gamedosson, sale di nuovo Grippi, finta di tiro, cede il pallone, arriva Igor, Vieira. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, adesso è veramente una bolgia, Mazzoni l'appoggia di testa. Conclusione che esce veramente di qualche millimetro alla destra del palo. Ora la pressione di Sanna. La rimessa laterale però è della Gamedosson. Ora è veramente un inferno. Vieira. Igor. Schiocche la parata di Tim. 38 secondi. Igor. Prova la giocata per Grippi. Igor. Anas scivolata. Poi Sanna. Mazzoni accelera la giocata. Tiene palla Sanna. All'indietro per Tim. 26 secondi. Tim alta per Schirina che non può arrivarci. 23 secondi. Igor, ultimo assalto della Gamedosson, la prende Anas. Ugherani, Schiocche, 7 secondi,
Deviazione di Masoni, calcio d'angolo, mancano 6 minuti, la prende Anas, conquista un fallo. Ora succede di tutto, c'è Sanna a terra, l'arbitro ha estratto forse un paio di cartellini gialli, non abbiamo visto bene chi abbia ammonito. Si fa fatica a contenere le due panchine. Quattro secondi, si riprenderà con un calcio di punizione per la Saibert Laniene, conquistato da Anas. Schirinà sul punto di battuta, fischia adesso l'arbitro, pallone gettato via, 2 secondi adesso, c'è tempo solo per l'ultimissima possibilità. Arriva la sirena, vince la Saibert Laniene per 3-2 contro la Camedosson. Una vittoria importantissima, fondamentale per la salvezza